cappero, che può stare un po' per cap, no? Come dicono in Francia, no? Esatto. Promontorio che si estende si prolunga verso il mare. Beh, diciamo che effettivamente il ristorante Cappero, È stella proprio sul Michelin, mare. con lo chef qui di fronte, è versatile, potremmo dire, perché di cognome fa Biuso, quindi è versatile, qui è al ristorante gastronomico e siamo a -2. Io esco dalla spa, entro praticamente nel ristorante gastronomico, perché poi le due cose vanno a braccetto, Esatto, no? esatto. Non so se lei ha notato questa, no? Che da una parte si dimagrisce, dall'altra parte, come dire, si prende Si peso. ingrassa, si ingrassa. Ecco, ecco, ecco. Bene, bene. Questo è un gioco di parole per dirvi che c'è una sorta di collegamento fra praticamente le isole Eolie, dove ci troviamo in questo momento, l'isola di Vulcano, il Esatto. Cappero, che ha proprio la forma, tra l'altro, a parte il cap, ha proprio la forma del cappero, Sì, no? sì, diciamo, un Quindi, angolo un po' riservato in una ecco, scogliera. quindi quando si arriva al Terasia, ho scoperto si pronuncia così, Terra eh, sia. eh, Terra sia. ecco, che appunto è l'albergo leader tra l'altro delle isole Eolie, particolarmente note a nord appunto della Sicilia. C'è una sorta di collegamento sicuramente fra Ischia e diciamo queste isole via E mare, vulcano. effettivamente la distanza non sarebbe tra l'altro neanche tanta, ecco, peccato che insomma non ci siano i servizi come a Venezia, ecco, quindi peccato non ci siano, Sì. come dire, i Le taxi, ecco, navette. esatto. Però insomma le isole ci sono, il contesto c'è, effettivamente l'atmosfera è molto bella e quindi abbiamo uno chef palermitano, Esatto, un sì. po' anche romagnolo. Un po' romagnolo, sì, sì, Ecco, sì, sì. lei, Vive in Romagna, ma adesso eh, lavoro qui a eh, Vulcano. ecco, quindi Origine la Romagna ha palermitana. acquisito, grazie alle sue bellezze, bellezze della Romagna, che sono alternative a queste qui delle isole Eolie, qui sono più, diciamo, riguardano più la natura, mentre invece da noi sono, diciamo, bellezze locali. Ecco, Esatto. in quel di Cattolica mi diceva, Sì, 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 ecco, sì. ecco, Mi sono quindi, sposato con una cattolichina. ecco, Romagnola. Esatto, romagnolo. Ecco, quindi in un certo senso, insomma, potremmo, io che sono romagnolo, acquisire anche uno chef in futuro, perché chiaramente essendo molto giovane, 29 anni. ecco, 19, 20, 29 anni, quindi, come dire, ha passato, devo dire, parecchio tempo in Romagna, proprio prima di approdare qui Esatto, sì. Mm. 3 anni fa lavoravo in un ristorante proprio a Riccione. Quindi dove evidentemente era richiesta appunto la sua presenza, perché lei ha un curriculum, diciamo 2 stelle, Michelin. Sì, io ho fatto un po' di esperienze in giro per l'Italia, anche Mm. fuori all'estero, anzi Vali Maiki in Finlandia, ho Ah, pure? lavorato, sì, ho Ah, fatto un'esperienza anche lì, ho lavorato con Canavacciolo, Antonino Canavacciolo, anche tramite lui ho lavorato ad Alba, al Boschetto Resort, una stella Michelin, mm, Nino di Costanzo, in Siriola a San Cassiano, quindi ho fatto un po' di esperienze in giro per l'Italia, ecco. per questa voglia di scoprire e vedere cose nuove. Mm. Beh, si Adesso trova nel periodo fasolato, quindi anche esatto, quello due esatto. stelle Michelin, Sì, quindi sì, perché poi, in realtà a ecco, Venezia ho lavorato a Confasolato 2 stelle ah, Michelin. ecco, La mia prima quindi, esperienza, mm, diciamo, mm. l'ho fatta con lui, con Corrado Quindi Fasolato. lei di quelli con una stella sola non sa nulla, quindi No, ecco, no, se no, sì, dovesse, sì, sì, se sì. dovesse partire, No, no, no. diciamo, da zero a una stella avrebbe qualche difficoltà, ecco. No, no, no. Ho sempre voluto vedere Eh, l'alta cucina. ecco. Mm, mm, Grazie a Corrado Fosolato mi ha dato questa possibilità di entrare nelle sue cucine. Per me mm, il primo 2 stelle Michelin, in realtà il mio primo stellato, diciamo mm. che mi ha formato veramente tanto. Ecco. Ah, tra l'altro adesso gli chef che sono passati dalle cucine di questo che ritengono appunto essere un maestro, perché lui ha una stella Michelin e i suoi cuochi, come dire, ne hanno già ottenute 2 come Peter, mi sembra, o Martin, anzi, Martin Obermatzoner al Jasmine Oh, di sì? Chiusa, ecco, è un Sì. 2 stelle Michelin ed è solo in cucina praticamente, è un one man chef, ecco, quindi, ecco. Bene, 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 questo per dire insomma che il Cappero ha mantenuto la stella,
ma evidentemente insomma, sta mirando molto, molto in alto, siamo insomma, nell'albergo forse più capiente delle Eolie, fa parte della Slow Luxury Hotel, Sì. a parte che come dire, siamo appunto sul mare, Sì. come dire, c'è anche Una location stupenda. ecco, che si può vedere, tra l'altro adesso siamo rivolti verso abbiamo la cucina vista e quindi stiamo inquadrando lo chef e quindi e questo è il tavolo, tra l'altro c'è un tavolo diciamo per gli amici, quelli che arrivano all'ultimo momento, insomma, Sì, che lo si chef possono sempre table, inserire, esatto. chef table, e quindi poi invece c'è questa vista fissa sui faraglioni Sarina di Lipari. ecco, il faraglione di Lipari, c'è questo colpo d'occhio che tra l'altro non solo qui a -2 ma anche a -1 abbiamo un Esatto. ristorante. Sì, Arcipelago, il ristorante tradizionale e poi il ristorante mediterraneo che è una delle visuali più belle del resort. Ecco, diciamo tutto a vista, qui abbiamo questa famiglia particolarmente nota dell'hotellerie La di Ischia, famiglia Polito, sì, che sì. sono vari fratelli, quindi c'è anche un po' lo zampino, diciamo, di Terme Manzi, Esatto, ecco, sì. con appunto uno di quelli che è stato, come dire, proprietario, Cornino poi di Costanzo, ecco, esatto, che poi come un dire, altro mio maestro. ha preferito come dire, tenersi questo albergo qui più un altro dalle parti di Forio sempre ad Ischia, e un'attività che devo dire può anche dare parecchio anche a questo stesso albergo, chiaramente durante la stagione, quindi l'attività, diciamo, l'organizzazione dei viaggi, Tour operator, è un tour Imperatore operator. Travel, sì. Imperatore, Imperatore ecco, Travel, Imperatore sì. Travel che chiaramente fa arrivare chiaramente non solo clienti diciamo di charme, visto il posto, ma come Assolutamente sì. dire, possono arrivare anche quei clienti che gradiscono la mezza pensione, poi magari una volta durante la settimana di permanenza, magari provare questo fiore all'occhiello, Ci ecco, proviamo, ci ecco che proviamo. è appunto il Capper, dove tra l'altro si possono fare delle esperienze gastronomiche che vanno da 10 a due che poi sono due più una, che sarebbe il dessert, quindi due portate, Due quindi portate, anche sì. l'entrée e piatto sono citati in questo appunto menù che si allarga sempre di più. In realtà le proposte sono sempre quelle, però per come dire, non aggredire il cliente, come dire, si sono aggiunte delle pagine che presto saranno, Esatto. non qui esattamente, però ad esempio nel menu, se possiamo andare a vedere, partendo quindi dal fondo, quindi Il menù andando due a ritroso, portate, sì. abbiamo i menù due a portare, abbiamo i classici, il Vulcanaro e il Mare Nostrum. Esatto. Quindi sono stati scelti 6 piatti che molto probabilmente sono So- anche nel menù, Esatto, sì, ecco, sì, sì, 10 sì. ci sono tutti e 6, Sì, più o meno, sono ecco, ripresi dalla carta ecco. e diciamo che assaggiando, parlandone, sono delle portate che si associano tra di loro, quindi diciamo che la scelta al cliente è anche su un due portate. Quindi cioè, diciamo cosiddetto un menù anche di richiamo, chi vuole provare la Magari stella per chi non Michelin. vuole fare una lunga degustazione abbiamo Ecco, anche la possibilità di fare un menù due portate. beh, io sono uno di quelli che chiaramente curioso ha voluto provare le 10 Il 10 portate, portate. ma sinceramente per i giorni che mi rimangono, ovvero uno, a disposizione chiaramente sarei per l'entrée e il piatto. Nei classici abbiamo un'altra Un'altra caponata caponata di è la melanzane. vongola cascaprova a fagiolo, un mio primo piatto che faccio già da Ah, un paio di anni. ecco, quindi lei gioca con questi. Esatto, mi piace tanto giocare col cliente, quindi anche con questo gioco di parole e anche poi a livello estetico del piatto in generale. Ecco, serve un annelletto, si pronuncia così, Sì, risottato con vongole veraci e fagiolo Badda Badda di di Polizzi. Polizzi al sentore di rosmarino, quindi Esatto. prodotti di grande qualità che è un po' Esatto, sì. il La segreto di. ricerca della migliore materia prima. Ecco. La Sicilia è ricca di odori, sapori e profumi, quindi quando creo la carta cerco di utilizzare la mia materia prima, quella che è la Sicilia. Mm. Quindi mi sembra di capire che è un'entrata, quindi un antipasto con un primo che è un po' anche un secondo, come diceva quel personaggio a Milano Marittima che andava sempre al caminetto e prendeva gli spaghetti allo scoglio. Poi c'è uno dei miei classici, è l'altra caponata, questa ristrutturazione del piatto tipico siciliano, la caponata di melanzane, Sì. ristrutturata in cubi. Mm.
e infatti utilizzo il cubismo come impiattamento. La faremo sentire a Fiorello, che so che ha citato in uno spot televisivo, quella di Danino alle Toianni. Gli consigliamo di provare anche sempre che non sia già venuto. Con piacere. Ecco, sappiamo che è frequentatore di un altro bel posto che sta in Sardegna, dove c'è tra l'altro il nostro caro Rocco Iannone là che coordina il tutto, e spesso vediamo delle foto di Fiorello da quelle parti. Bene, quindi poi questi classici, poi per esempio abbiamo il Mare Nostrum, dove lei sempre gioca. Ricci e poveri. Ecco. Sì, è uno spaghetto di grano duro mantecata alle favette. Ricci, poveri, in questo caso il pesce povero siciliano, la lice, e i ricci che sarebbero, diciamo, il pesce ricco, quindi ricci e poveri. Nel frattempo i ricchi e poveri sono rimasti in due, ecco, quindi un uomo e una donna, diamo... ecco, quindi il piatto è un classico anche questo, quindi sì, forse rimarrà così. È lo spada nella roccia, quest'altro secondo, un po' questo gioco di parole, lo spada perché l'involucro di una roccia, sì, e con questa spadina a ricreare proprio ecco. Sì, effettivamente non è, c'è anche un artista, tra l'altro, ho scoperto poi guardando le foto, ho scoperto che c'è un artista catalano che fa delle rappresentazioni teatrali facendo tutto in miniatura, che è un po' quello che fanno gli chef. Esatto. Gli chef prendono queste cosine, anche pizzaioli, le mettono, le adagiano, e quindi è una tecnica molto da chef, che chiaramente proposta a teatro magari io non ci sarei arrivato, ecco, se non l'avessi notato recentemente dopo aver visto questo spettacolo, diciamo, micro, ecco, quindi Mare Nostrum, la spada non si mangia, sì, ecco, quindi esattamente. ci sono molte cose nella cucina del nostro biuso che praticamente sono proprio così estetiche, ecco, esatto, quindi sì, si vede, anche si nota l'immagine, quindi, ecco, l'immagine sotto il piatto, per far sentire il cliente proprio immerso alla degustazione. Ecco, intanto passa il sommelier, il nostro caro sommelier, l'abbiamo già sentito in diretta radio, e parlando invece di Vulcanaro. Il vulcanaro abbiamo il pane cunzato e il tortello capoliato. Il pane cunzato è un piatto anche di quest'anno. Prego. Con questa cialda di pane, diciamo una crema di pomodoro confit, una spuma di ricotta salata, l'acciuga un'acciuga salata di aspra, il cappere di salina, questo olive alla nocellera dei belici. E poi questo tortello capoliato, in siciliano capoliato significa tritato di questo pomodoro secco. Da lì l'idea di farcire questo tortello con una spuma al parmigiano, fasolare crudo e una colatura di datterino. Quindi sempre grandi. Quindi sapori siciliani, ecco. Sapori siciliani, grandi prodotti di buona qualità nascosti, esatto, appunto in questi piatti. Questa è una formula tra l'altro a 50 euro, come dicono i francesi, la formule, che include anche un dessert. Esatto, sì. Ecco, poi quindi, ovviamente questo in discrezione al cliente, diamo la nostra proposta, sì. Ecco, c'è un dolce o ci sono vari dolci che si possono Noi abbiamo in disposizione 5 dolci, Mario Bros, Frutti Ninja, Selfie, il cappero. Pure il selfie? Sì, faccio la riproduzione dell'asta del cellulare con il cellulare. Tutto basato col cioccolato. No, devo stare attento perché ogni tanto questo me lo fregano. Esatto, ecco, quindi, perché mi dicono proprio lo metta lì che come dire, ci pensiamo noi. Tutto con consistenze. No, quindi una cosa del genere che si mangia? Sì, esatto, consistenza e percentuale di cioccolato diverso. Ecco. Bene, questo poi me lo farà vedere. No, perché io ho già provato ad esempio il laptop. Esatto. Dico bene così, io lo chiamo laptop, in realtà si chiama è questo? Mario Bros. Mario Bros quello, sì. Ecco, Super Mario Bros. Ecco. Sì. Ok, e quindi Madame ha provato invece la cassata siciliana. Cassata siciliana, quindi ne mancano 3 all'appello. Esatto. Che sono questo selfie. Frutti Ninja, selfie, cioccolato, Frutti Ninja frutta, il gioco della frutta, e poi il cappero che è yogurt e capperi. Quindi per quello che per noi rimane, ovvero ancora una cena qui con il nostro chef
appunto Biuso, abbiamo tre proposte, vedremo appunto di provare, sono tutte da vedere, sono divertenti, quindi sì. lo chef anche pasticcere Completiamo ama. il gioco anche alla fine quindi a completare la degustazione. Quindi ma lei cos'ha, uno scenografo o è proprio lei In col traforo? in realtà io penso ai piatti, Ecco. li creo, li penso, poi tramite il pasticcere Simone Martinetti che mi segue già da 5 anni, lui mette le ricette, il suo sapere, io un po' all'estero. Ecco, lei si occupa delle scene? Esatto, sì. Va bene, va bene. Ecco, questi sono un po', diciamo, i menù, diciamo, di invito. Poi mi dicevano che comunque va per la maggiore, anche perché ecco, le esperienze gastronomiche, per quelli che vengono una volta nella vita, anche perché comunque arrivare e ripartire comunque non è poi semplicissimo, e provare anche chi sta nelle altre isole, quindi diciamo l'Otto Sorelle del Vento Esatto, è sì. mediamente Il più favorito è quello che magari cerchiamo in linea di massima. esatto, Ecco, di proporre di più. ecco qua. Bene, quindi si va diciamo dai 50 euro ai 160 massimi delle 10 portate. Ecco, poi si abbina anche, qui c'era il nostro sommelier, ma magari lo sa anche lei, e quindi si abbinano anche dei vini, quindi sono anche dei menù, oltre a questo c'è un menù combinato. Su questo diciamo che io cerco di realizzare il piatto e poi il nostro sommelier Andrea Pezzi cerca di stupire e completare quello che è poi il mio lavoro. Ecco, diciamo che tra vino e non. Si parte, c'è chiaramente inclusa anche sia nelle 2 portate più il dolce e il menù gastronomico 10 portate, c'è la musbusa, quindi c'è comunque qualcosa che si assaggia, che chiaramente non viene conteggiato, che serve per preparare alla bocca. Una volta chiaramente il cliente ordina, lei chiaramente parte, perché è fatto tutto chiaramente espresso, ecco, è tutto a vista, ecco, si può controllare. Tra l'altro se poi parte qualche coltello, pentola, comunque si sente anche in sala, quindi non siete sottovuoto. No, ecco, assolutamente quindi poi invece dall'esterno arriva come dire, il suono appunto del mare, cioè con una musica comunque in sottofondo piacevole, devo dire scelta accuratamente. Questi vini, ma non solo vini, birra, vini, quindi distillati, quindi il sommelier diciamo a 360 gradi. Ecco, quindi non ha uno schema ben preciso, mentre lo chef chiaramente parte con la musbus, l'antipasto, e poi passa chiaramente dalle paste, no? Dalle nostre paste ai piatti principali, che nel menù lungo possono essere sia una carne che un pesce. Come dire, a Palermo piace molto l'asino, chiaramente abbiamo anche un piatto con l'asino, un piatto con, l'anno scorso facevo il capretto aggrassato, un piatto tipico palermitano. Quest'anno faccio questo agnello in doppia cottura. Mi porto tanto Sicilia e tanto Palermo dietro, quindi quest'anno ho fatto il risotto allo sfincione, la tagliatella alla panella, piatti tipici del palermitano e non. Vabbè, il menù sarebbe già perfetto così, ma è stato appunto ampliato, e sembra che sia entrato anche il menù per vegetariani. Sì, menù vegetariano, menù celiaco. Sì. Quindi menù vegetariano, pesca da queste cose che lei normalmente già faceva, bene o male comunque. Sì. Sono sotto una base della carta e poi cerco di ampliare la proposta anche basandomi su una degustazione. Bene, quindi complimenti al cuoco che ha riconfermato la stella Michelin al Cappero, quindi nell'isola di Vulcano, nell'arcipelago delle Eolie, comunque in Sicilia. Complimenti a lui. Poi noi chiaramente aspettiamo di vedere cosa appunto succederà, e quindi facciamo intanto i nostri migliori complimenti. Grazie tanto.